è già quello che abbiamo in studio. Ciao Alessandra. Ciao a tutti, ciao Dario. Bentornata. Grazie. Perché A tutti e due devi a dire tutti e due, perché siamo abbiamo con noi, e lo salutiamo subito, Rossano Galtarossa. Grazie Rossano. L'uomo che ha più peso di medaglie d'Italia, del mondo, insomma. Quanti sono quelli che hanno le tue... all'acqua allora. Esatto, tira dentro. 6 Olimpiadi? Sì, 4 medaglie olimpiche in 6 Olimpiadi, 10 medaglie mondiali in 14 mondiali. Qualcuno dice 166 medaglie d'oro più o meno. Un altro applauso perché Rossano è un mito. Va bene. Allora avete già capito che, come avevamo anticipato, parliamo degli sport della barca, dell'imbarcazione. Abbiamo qui una canoa o kayak, dopo ce lo spiegheranno meglio. Abbiamo una moto d'acqua, possiamo definirla così, ma perché il nostro studio consentiva di avere queste imbarcazioni, ma affronteremo un po' la panoramica degli sport che si fanno con l'acqua, da canoa, kayak, sedile fisso, eccetera, eccetera. Però abbiamo qualcosa in sospeso dalla sì, infatti che abbiamo già avuto in studio. Fa. Abbiamo Elisabetta Priante, tra l'altro la regia se vuole mandare anche le immagini della sua vittoria, gli facciamo un applauso perché sei la campionessa italiana di squash. Allora, il titolo quando? La data? Microfono. Microfono. Abbiamo anche il presidente Rocco, facciamo un applauso ai nostri ospiti, a Veronica Vascotto che segue il Comitato Provinciale di Venezia. Qui abbiamo le immagini, guardiamo, abbiamo l'ultimo punto finale, giusto Elisabetta? No, qua siamo ancora al quarto game. Al quinto game, il prossimo game è quello. Allora, vi abbiamo già avuti ospiti quando abbiamo parlato di sport della racchetta, poi sei andata a fare i campionati italiani e torni a casa con, vedo, anche la medaglia e la targa e la maglia. Quindi insomma possiamo dire... esatto, la maglia bianca sì, è un sogno di una vita, insomma. Possiamo dire che ti abbiamo portato bene, sei stata brava, ma insomma un po' di fortuna anche serviva. Eccola qua, le inquadrate. Allora, com'è stata questa esperienza? Fantastica, ovviamente, non mi aspettavo di arrivare a un risultato così perfetto, insomma, perché arrivavo anche da testa di serie numero 3 del tabellone. Perché voi avete anche il ranking, no? Giusto? Avete il ranking, quindi avete i punteggi in base alle gare che fate, come un po' il tennis per essere più semplice. Qui è proprio il momento della vittoria? Sì, che ti sei buttata a terra. Questo è il secondo turno con la mia compagna di nazionale, Eleonora Marchetti, che comunque è stata durissima, ho vinto al quinto per 2 punti e anche se lei in classifica era un po' più sotto di me, è stata una vittoria molto molto combattuta. E poi ho vinto la semifinale con un'altra compagna di nazionale, stranamente abbastanza facile, che era la numero 2 del tabellone, e poi la finale, quella è stata un'altra partita di un'ora molto molto combattuta. Veronica era una delle tue fans, vero? Com'è stata questa sua esperienza, anche la tua? Come l'hai vissuta anche te? Perché sei là sì, io sono andata ovviamente come accompagnatrice, come amica, è stato molto emozionante e ho percepito l'ansia, però insomma dopo sono stata ovviamente contenta per lei. Ho sofferto durante i game. Come se stessi giocando. Mi sono arrabbiata quando sbagliava, soprattutto. Sei una giocatrice, quindi sai cosa vuol dire. Esatto, sì. Rocco Ortolano invece è il presidente del Veneto, del squash, contentissimo, abbiamo portato qua in Veneto, scusami. È la prima volta che il Veneto, pur essendo uno dei movimenti più dinamici, sì, anche numerosi italiani, è la prima volta che il Veneto ha un campione italiano assoluto. Il titolo assoluto non l'aveva mai vinto e quindi io che l'ho vista giocare, che aveva 11-12 anni nei tornei Topolino, e vederla adesso campionessa italiana è una grossa soddisfazione. Bene, fermiamoci qua perché vedo le lacrime negli occhi. La voce però, anche si sente. Un applauso ai nostri ospiti, in particolare alla nostra campionessa. Andiamo avanti. No? Abbiamo 5 federazioni, 4, insomma, dobbiamo fare un po' un excursus, un po' veloce, un excursus dal latino. Cosa vuol dire? Chi lo sa? Sei tu la plurilaureata. Allora, presentiamo anche gli altri ospiti che abbiamo. Allora, abbiamo Sandro Frisero, presidente regionale Veneto della Federcanotaggio. Benvenuto, grazie. Abbiamo quindi un presidente rappresentante nella nostra regione che
con Rossano, ma non solo con Rossano, insomma, Beh, ricordiamo che Rossano è anche consigliere lui è consigliere federale, nazionale, Federale. ed è, diciamo, una persona che porta la sua esperienza, però anche a livello territoriale importante. Com'è il movimento? Il movimento del Veneto si sta rimpolpando negli ultimi anni. Si era un po' rallentato, ma abbiamo 3 nuove società affiliate nel Veneto e quindi il movimento sta aumentando. A livello nazionale anche la Federazione Canottaggio ha un 20% di affiliati dal 2009 a oggi, Insomma, sta in piacendo aumento. Sì, perché questo sport. il canottaggio è riconosciuto come uno dei migliori sport con l'attività che segue il corso degli anni, perché non c'è all'interno uno sforzo dovuto al peso del corpo che grava sulle articolazioni, ma essendo seduti su un carrello mobile si fa uno sport completo senza rovinare articolazioni, anzi migliorando l'efficienza fisica del corpo. Comunque, la particolarità di Padova, ma poi insomma siamo anche una regione con tanta acqua e tanti mare, fiumi. Abbiamo Quindi, società in tutte le province, tranne Vicenza. Tra l'altro oggi ci ha chiamato una signora dell'altopiano di Asiago che voleva fare canottaggio. Non sapeva dove andare. Abbiamo dirottata sul Trentino perché a Caldonazzo abbiamo una sede anche lì. Quindi, però in tutte le province il del laghetto di Veneto Roana si può fare qualcosina. A Verona è il Lago di 10 Garda, metri. abbiamo 3 società sul Il Lago Garda. di Garda è importante, lì abbiamo visto anche tante belle gare con i giochi del Veneto quando siamo stati Esatto, a Bardolino. Bardolino. Bene, andiamo avanti con il prossimo Andiamo avanti, ospite. abbiamo il vicepresidente regionale Veneto della Feder Canottaggio, Ennio Casagrande. Bene, grazie. Allora abbiamo lo staff al completo, Lo staff al consigliere completo. federale. Il vicepresidente e anche consigliere, diciamo. Insomma, Quindi com'è nata questa passione per il canottaggio? Per te? Io C'è da qualcuno quando avevo che ti nomina 14 oggi? anni ho praticato il canottaggio presso il dopolavoro ferroviario di Treviso. Direi che il motivo all'epoca è stata la vittoria alle Olimpiadi nel 68, parliamo di quell'epoca, del famoso due con Baran, Sambo e Cipolla. Quando io ho visto arrivare questi campioni a Treviso, all'epoca si arrivava in treno, la folla che lì circondava e il dopolavoro ferroviario che era pieno di trevigiani, perché ovviamente è stata una cosa, direi, straordinaria, una vittoria straordinaria e poi naturalmente, diciamo, mitica veramente. Per me è iniziata questa passione, ho cominciato a frequentare dopo il lavoro ferroviario, da là poi tutto il resto, insomma. Quindi l'hai vissuta anche personalmente come atleta? Quindi ho vissuto personalmente questo grande momento che io ricordo con particolare piacere e affetto. Bene. Stiamo vedendo anche delle immagini che andavano dai campionati, forse vari Rossano. Adesso qua vediamo delle immagini. Rossano, cos'erano questi Era campionati? relativa Mischia. all'attività delle squadre nazionali di varie categorie della scorsa stagione, e tra queste si è vista anche la vittoria del mondiale, quindi la medaglia d'oro ai mondiali juniores di Stefania Gobbi, che è un'atleta della Canottieri di Padova, quindi ad agosto si è laureata campionessa mondiale. Si è visto Francesco Cardaioli, che è un nostro atleta, insomma, che con grande entusiasmo sta affrontando questa esperienza anche nella squadra maggiore. L'anno scorso ha vinto i Giochi del Mediterraneo e si è classificato terzo ai mondiali Under 23. E poi una serie di podi di tutte le squadre, insomma di tutti gli equipaggi che nella nazionale sono classificati nei vari mondiali che ci sono, insomma, in varie categorie. Ecco, alle spalle di Rossano e dei nostri ospiti del canottaggio abbiamo la rappresentanza di atleti della Canottieri Padova e anche che fanno sia canottaggio che canoa, giusto per la Sì, abbiamo abbiamo riempito un po' la tribunetta alle mie spalle con un po' dei nostri atleti. Questi sono gli agonisti che appunto, come dicevi, fanno canottaggio, fanno canoa kayak, abbiamo canoa canadese e Drago. E poi Botte, non dopo volevo ne toglierti la sorpresa, però abbiamo anche Michele che poi parlerà del Dragon Boat, che è una opzione in più di attività remiera che la Canottieri propone. Che è molto simpatica, pare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Andiamo avanti, passiamo... Io te lo lascio presentare a te perché parliamo di Federmotori, quindi te lo lascio a te. Va bene, allora tra l'altro con l'altro ospite Ettore
Merenda, grande campione di moto d'acqua, abbiamo condiviso varie esperienze al King of Diga di Sottomarina. Però, allora, salutiamo Paolo Meneghini, facciamogli un applauso, delegato Federmotornautica del Veneto. Allora, cosa comprende la Federmotonautica? Che tipo di imbarcazioni? La Federazione Italiana Motonautica comprende tutte le specialità che riguardano il motore e la nautica, per cui si parte dalle categorie, diciamo così, più piccoline, cioè quella dei gommoni, per poi arrivare a quella dell'endurance, che sono imbarcazioni con motori fuori bordo, fino ad arrivare agli offshore. Poi ci sono altre categorie tipo, appunto, come potete vedere qua, un jet ski, c'è il runabout, che sono quelle che comprende la moto d'acqua, e anche quelle delle radiocomandate che utilizziamo. Quindi anche... Sì, sì. Tutto quello che va a motore in acqua, super motoscafi che vediamo e poi mi ero dimenticato, c'è anche il circuito, o quello che viene chiamato Formula 1, esatto, che sono quei catamarani, diciamo, sigillati, che corrono sugli specchi d'acqua chiusi principalmente, e che vanno oltre 200 km all'ora, che in acqua vuol dire parecchio. Sì. Ecco, però quindi si passa, diciamo, un po' con queste discipline di barche motorizzate, si passa da delle moto d'acqua, che diciamo possono essere anche veramente per divertimento, fino a queste imbarcazioni molto diciamo performanti, come si suol dire. Sì, ma diciamo che nelle loro categorie sono tutte performanti, perché ormai, diciamo così, il livello della tecnologia applicata ai mezzi a motore è incredibile. Fino a qualche anno fa avevamo delle moto d'acqua, tanto per fare il succitato esempio, che avevano 60 cavalli. Le prime King of Diga che ricordavi te, eccetera, diciamo la maggior parte delle moto d'acqua avevano 50, 60, fino a 80, 100 cavalli. Adesso... Si è passati in 15-20 anni ad avere mostri che hanno oltre 400 cavalli, per cui è difficile immaginare cos'è andare con 400 cavalli su uno scafo che è 3 metri, insomma. E che chiaramente... Ci sono luoghi dove si può imparare a noleggiare queste moto d'acqua in particolare? Assolutamente. Tra l'altro qualche anno fa non serviva la patente nautica, invece da qualche anno dal 2006, sì, dal 2006 hanno cambiato la legislazione e hanno messo l'obbligo della patente nautica. E come anche si fa, per esempio, se io volessi provarla queste moto d'acqua? Allora, innanzitutto a Jesolo noi abbiamo appunto un centro per il noleggio delle moto d'acqua e delle imbarcazioni, e soprattutto adesso stiamo istituendo una scuola, un centro d'avviamento, come si suol dire, una scuola nautica, proprio per incentivare i più giovani ad approcciarsi al nostro meraviglioso sport. E tra l'altro diciamo che seguiamo dei corsi per fare le patenti entro le 6 miglia, che adesso sono diventate le 12, per appunto poter utilizzare i nostri mezzi, che obiettivamente adesso sono diventati più potenti, per cui inguidabili senza patente. E tutte queste informazioni si trovano nel sito? Assolutamente. Quindi sì. Chi vuole informarsi basta che entri nel sito. Che vada al sito della Jet Immagine, e là può trovare tutte le informazioni. Bene, magari nella seconda parte poi con Ettore facciamo un po' di ragionamenti anche sportivi, proprio del come funziona una gara, come viene organizzata un'amministrazione. Torniamo alla Voga, però questa volta col sedile fisso. Abbiamo scritto Voga la Veneta, però la definizione, sì. Tanto presentiamo il nostro ospite Alberto Tagliapietra. Grazie Alberto. Abbiamo anche degli atleti e dei sostenitori della vostra federazione, che è una federazione... C'è una federazione a tutti gli effetti, appunto come diceva la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, è una federazione dove sono racchiuse sostanzialmente le tecniche di voga, quelle tradizionali su barche sostanzialmente tradizionali, quindi siamo abbastanza legati quindi in funzione del territorio. Se andiamo per esempio sulla zona dei laghi, del Varesotto, Comasco eccetera, abbiamo le Iole Lariane, piuttosto che nella zona toscana, Genova, Liguria eccetera. Le Iole Lariane, sono quelle Lariane, sì. Promessi sposi? Sì. Più o meno. Più o meno. No. Le Lucie. Okay. No, le Lucie sono vogate in piedi, mentre le Iole sono vogate le Lucie, sì, le imbarcazioni. Quante cose, Alessandro, questo programma ci sta abbiamo imparato tantissime cose. Prego. Ovviamente nella Toscana, Liguria, Sardegna ci sono i gozzi liguri,
E dopo qua nella zona del Veneto, Lago di Garda, ma poi anche in Lombardia Lago di Iseo, e in Lombardia sempre Cremona, e poi andando un po' più Quindi avanti abbiamo la voga in piedi, quella classica, è alla Veneta. un'attività che si fa anche in acque aperte, marine, diciamo, no? Forse... Allora, sostanzialmente lagunari, perché in acque marine sì, le imbarcazioni nostre sono un po' pericolose, però in ambienti lagunari, specchi aperti, sì, non necessariamente solo in fiume, ma anche nei laghi. Vediamo delle immagini. Ecco, allora credo che la cosa che noi così possiamo conoscere e ricordare più facilmente è proprio la boga alla Veneta. Sì. Poi c'è anche i rappresentanti della vostra società. Ci sono dei rappresentanti dei soci del gruppo Remiano Meolo, due ragazzini che hanno cominciato l'estate scorsa a cimentarsi con questa tecnica di voga, e una nostra socia che ci ha aiutato, la mamma, insomma, Ecco, ma dei bambini a portarli questa avanti. voga alla Veneta, Sì. cioè c'è anche un aspetto sportivo. Io ho sempre pensato fosse una cosa un po' più turistica, No, assolutamente così, sì. anche Allora, un revival storico, invece c'è allora, un'attività sì, agonistica. allora, comunque noi deriviamo dalle voghe tradizionali storiche, quindi quello che è conosciuta come la regata storica a Venezia, che è sicuramente un momento storico di rievocazione. I vari Vianello. Esatto, Viarello, Tagliapietra, Busetto e quanti ne ha. Tagliapietra non c'entrano. Non c'entrano niente, no, solo mezza regata storica sono fatti da Tagliapietra. Però, insomma, okay. Comunque la regata storica è anche quello, è comunque un gesto atletico non indifferente. Solo che appunto per uscire un po' da questo aspetto, non si offendano quelli che fanno solo voga alla Veneta, folcloristico, da 4 anni insieme appunto alle società dei laghi eccetera portiamo avanti un lavoro con una barca appunto all'interno della federazione, la VIP 750, per cercare di uscire da questo aspetto localistico e andare a sviluppare un qualcosa a livello nazionale. E sono 4 anni che facciamo Coppa Italia, una manifestazione a tappe, e i campionati italiani. Quindi sono 2 misure le barche VIP, che vuol dire voga in piedi. Sì. Allora la 7,5. Allora, la 7,5 viene vogata a 2 remi, quindi quello che nel canottaggio classico equiparava insomma un 2 di punta, e alla valesana, che sarebbe il corrispettivo del singolo. Per quanto riguarda invece c'è il 4 di punta ed è la VIP 10,50. Ecco, bel mondo che abbiamo scoperto. Facciamo un applauso agli amici a voi, Fisso, che non è solo sedile ma anche in piedi, insomma, abbiamo tutti. Ecco. Siamo tutti cugini qua allora, Rossano. Federazione Canottaggio, Federazione Canoa e Kayak, Federazione Sedile Fisso. Noi facciamo passare un messaggio, che gli specchi d'acqua in genere sono delle palestre a cielo aperto, quindi che offrono molte opportunità di sport, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. La scorsa abbiamo visto anche uno sbarco in Normandia, nel Bacchiglione di Padova, con un'esercitazione. Sì. Tu eri a Roma, diciamo, ma cosa sta succedendo? Hai chiamato? Ho chiamato perché appunto c'era questa informazione di questo sbarramento sul Bacchiglione, dove di solito i nostri ragazzi si allenano. Però era un'esercitazione militare. Era mancata una parte della comunicazione, quindi insomma non ci eravamo capiti, però poi tutto bene. Va bene, allora andiamo invece adesso a conoscere chi ha fatto della canoa una delle proprie ragioni di vita, perché abbiamo Fabrizio Russo, canoista, un applauso a Fabrizio, che ci ha portato il suo kayak. Se andate nel sito o cercate Fabrizio Russo trovate la storia sua. Lui ha anche scritto un libro che hai portato, ce lo fai vedere, Diario di un canoista. Fermo lì. Fermo là, che lascia, tieni pure là. Ci hai portato proprio, diciamo, la tua prima kayak, con cui hai iniziato questa avventura, questa passione da quando avevi 15 anni. Per la precisione io ho iniziato con il canottaggio, è proprio la Canottieri di Padova, con un corso nei lontani anni 70, e poi da lì diciamo che ho virato verso lo sport della canoa perché è più semplice da gestire a livello personale, nel senso uno si compra il suo kayak, la sua canoa, se la carica sulla macchina e poi va dove vuole. Mentre il canottaggio chiaramente è uno sport più complesso che necessita di una base nautica, di una serie di cose, quindi, però il canottaggio comunque è sempre uno sport che mi è rimasto nel cuore, anche perché in un periodo in cui sono stato in Accademia Navale ho fatto parte della squadra proprio anche di canottaggio dell'Accademia.
Hai fatto gare quindi anche? Hai fatto attività Gare ho fatto solo quelle appunto quando ero Sportivi militare militari, in Accademia Navale, ecco. E questo kayak che vedete è un kayak datato perché risale appunto agli anni 70 ed è quello con cui io ho percorso, ho fatto un viaggio avventura lungo il mare Adriatico nel 1981 per la È arrivato precisione. fino a Ravenna? Porto Recanati. A Porto Recanati. Partito da Porto Caleri, che è poco sotto Chioggia, è arrivato dopo 300 km in autonomia, quindi con la tendina, con i viveri, con queste cose qua, perché all'epoca poi non c'erano neanche... È andato a campeggio nautico. Sì, chiamiamolo così. Diciamo, avevo voglia, siccome sono di origine marchigiana, quell'estate avevo voglia di ma poi hai fatto anche il Po. Esatto. Sì, hai fatto tutta la risalita del Po. Sì, l'altra avventura che è narrata in questo libro è quella della discesa invernale del Po. Qualche anno dopo quel viaggio lungo l'Adriatico mi è tornata la voglia di fare qualcosa di particolare e con un compagno di università ho partorito questo viaggio avventura. In pratica siamo partiti dal centro di Torino, dai Murazzi del Po, abbiamo percorso tutto il Po fino alle Foci, sono 600 km circa, considerando anche tutti i vari meandri che il fiume fa, e poi abbiamo percorso un tratto di laguna fino a sbarcare in piazza San Marco a Venezia. Diciamo la particolarità di questo viaggio è stata anche il periodo, l'inverno, è stato fatto a dicembre. Ci è piaciuto molto a Bossi, anche che poi per il discorso rievocativo. Rievocativo, come discesa del Po. Bene, abbiamo una pausa pubblicitaria. Sì, andare a conoscere i nostri due ultimi ospiti, di quelli seduti davanti perché poi abbiamo tutti gli altri, linea alla regia per la pubblicità.